All'amministratore delegato Harald Antley chiediamo: Aspiag inaugura questa struttura, questo restauro, è importantissimo per voi questo? Sì, abbiamo fatto un grosso investimento in questa struttura di 18.000 metri quadri perché volevamo garantire la filiera del freddo. L'investimento che abbiamo fatto è di 1,6 milioni di euro circa. Abbiamo messo a posto due aree, un'area che è lo smistamento, arrivo, smistamento, e un'area che è quest'area qua, che è la patenza di tutti i prodotti freschi. Parliamo di circa totale 1800 metri quadri che sono stati ristrutturati completamente per gestire meglio tutto quello che sono i prodotti freschi, dall'ortofrutta fino ai salumi, farmacia e le carni. Quindi questo per garantire la catena del freddo anche poi nei negozi? Certamente, la merce arriva qua con acciaio refrigerato, viene smistato e riparte per negozi e rimane sempre controllato in un ambiente assolutamente nuovo e controllato anche tramite le ultime tecnologie che ci sono sul mercato. Il prossimo anno festeggerete i 60 anni di attività, avete ancora intenzione di espandervi e dove? Allora, il prossimo anno sì, facciamo 60 anni Tespa. Non sono neanche nato quando abbiamo fatto il primo pinetto in Italia e lo sviluppo prevede ovviamente ogni anno una crescita intorno al 4-5%, anche quest'anno cresciamo intorno al 4%, su un mercato che è diventato un po' complicato, ma comunque con molta fiducia vediamo anche il 2020. Il 2020 sarà 60 anni di compleanno del Pino, della Tespa, e noi mettiamo ulteriore investimento sul piatto per lanciare i consumi, i negozi e anche inventarci delle belle operazioni di marketing per far soddisfare i nostri clienti. A Fabrizio Cicero, responsabile di questo centro di distribuzione, chiediamo: è stata davvero un'opera colossale lavorare e allo stesso tempo non smettere mai quella che è la movimentazione? Sicuramente è un impegno importante, ma noi abbiamo la fortuna di avere a che fare con aziende, con imprese che sono abituati a lavorare con noi. Noi ristrutturiamo i nostri punti vendita cercando di non chiuderli mai, non potevamo fare diversamente. La nostra è una macchina che lavora 24 ore su 24 e non potevamo permetterci di chiudere nemmeno un minuto. Siamo riusciti ad organizzare in modo tale che non è venuto meno il servizio ai punti vendita e allo stesso tempo siamo riusciti a realizzare quello che oggi è il nostro fiore all'occhiello in Friuli Venezia Giulia, una piattaforma moderna pronta per poter dare il massimo di servizio alla nostra regione e non solo alla nostra regione, perché noi comunque andiamo a servire i nostri prodotti anche dai nostri cugini della Slovenia, della Croazia, dell'Ungheria, dell'Austria. Insomma, c'è questo scambio e la nostra posizione è una posizione strategica per fare questo, e quindi è stato un lavoro impegnativo ma di grande soddisfazione. All'assessore Bini chiediamo: è una notizia importante per la città, è una ristrutturazione che fa ben sperare anche per l'occupazione questa. Ma sì, assolutamente sì, abbiamo avuto per l'ennesima volta conferma di quanto il gruppo Aspiag sta facendo per la nostra regione, un'azienda in assoluta controtendenza rispetto agli andamenti del mercato della GDO, un'azienda che sta crescendo sia in termini di valore della produzione, ma soprattutto, e questo che a me piace sottolineare, il numero degli occupati. In un momento dove tutti contraggono, i più riducono i propri organici, Aspiag resiste e addirittura aumenta. Investimenti come quelli che abbiamo inaugurato oggi fanno bene all'economia del nostro territorio, sono più di 100 gli operatori adibiti alla gestione del magazzino, insomma, quindi Aspiag esempio virtuoso per le imprese, per l'economia della nostra regione. Il prossimo anno sono i 60 anni delle Frecce Tricolori e i 60 anni della Despar, quindi sarà un bellissimo anno. Sarebbe bello fare una gran festa comune, insomma, la bellezza delle frecce, gli alimenti e la qualità di Aspiag assieme, insomma, un bel connubio.